in collaborazione con Glam Vision e Ca' Più di 9.000 fulmini in 2 giorni, grandine su Meleti e Vigneti e raffiche di vento oltre i 100 km/h, ondata di maltempo in Trentino. Migranti, l'accoglienza diffusa distrutta da fugati viene rilanciata in Veneto da Zaia. In Trentino intanto il sistema è saturo e gli arrivi via terra non si fermano. All'esame di maturità con 5 insufficienze, il ministro Valditara a fianco degli insegnanti del Da Vinci. No, la logica del sei politico e ridare autorevolezza ai docenti. L'Aquila Baia spicca il volo, boom di turisti sulla piana di Marcesina. Il sindaco, in arrivo percorso disability friendly per visitare l'opera e un contest fotografico. Un orto alpino a 1800 metri di quota, storia di Alice Pedon, che nel bellunese ha scelto di vivere coltivando le stelle alpine. Quando le raccolgo mi danno un'energia unica. Angela, sono tornato. Come ogni anno! Ti stai divertendo, eh? E io chiamo il Ca' Acli. No, il Ca' Acli no. Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti, c'è il Ca' Acli. Veloci e affidabili come sempre. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it